Magna Magna, cucina all'italiana con Sammy Varin. Ma cosa pensate che me ne vado via? Sono con voi, resta con noi Sammy Varin. Buongiorno, buon pomeriggio e anche buona domenica, visto che ritorno in diretta anche la domenica alle 12:30 ripetendo le stesse cose del mercoledì a mezzogiorno. La voce di Sammy Varin con È tutto un magna magna, feste, sagre, cose non famose, non conosciute, eventi territoriali, perché noi amiamo e difendiamo il territorio, ma visto che ormai ci avviciniamo, è un conto alla rovescia, al 22-23 marzo, il giorno del referendum sulla giustizia, e abbiamo visto che c'è una strumentalizzazione pazzesca sul referendum, qualunque problema c'ha l'Italia, e allora è colpa tua che vuoi votare sì al referendum, oppure al contrario, cioè, no, è chiaro che se voti no, eccetera. Noi che ci facciamo prendere da questa smania di invitarvi a votare sì o no al referendum, vi sembriamo i tipi? Beh, questa è la canzone del momento, altro che Sal da Vinci, sul cursore, e fammela sentire, devo dirlo in italiano, mi hanno rimproverato che parlo troppo romanesco, Francesco, e d'altronde altrimenti non capisce, mi chiede i sottotitoli e dobbiamo fare qualcosa e parliamo in romanesco. Dai, scherzo! Egle, una delle tante ascoltatrici che mi ha richiesto questa canzoncina, che potete ricevere tranquillamente sul vostro cellulare inviando un messaggio in qualunque ora del giorno o della notte al 340-6709-659. Egle, hai ricevuto la canzoncina? Ora la facciamo sentire a tutti quanti, perché noi non ci facciamo strumentalizzare come fanno gli altri. Votiate, votiate sì, votiate sì! Votiamo tutti insieme sì, per cambiare davvero, per un processo più giusto, un futuro più vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa, è la scelta giusta, la nostra riscossa. In aula c'è un gioco ma le regole sono strane, chi accusa e chi giudica, due facce, stesse trame. Serve una svolta, una linea netta e chiara, per la giustizia vera, non una sorte amara. Basta confusione, basta con i dubbi, due ruoli separati per non avere intoppi. Votiamo tutti insieme sì, per cambiare davvero, per un processo più giusto, un futuro più vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa, è la scelta giusta, la nostra riscossa. La tua matita è un'arma, il tuo voto una promessa di un'Italia diversa, non più la stessa. Separare le carriere non è un'idea astratta, è la base per un diritto che non si ritratta per ogni cittadino. Per chi crede nel domani, il potere del cambiamento è nelle nostre mani. Votiamo tutti insieme sì, per cambiare davvero, per un processo più giusto, un futuro più vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa, è la scelta giusta, la nostra riscossa. Eccola qua, la canzoncina per il sì al referendum sulla giustizia del 22-23 marzo, lanciata da Radio Libertà. Giurin giureta, non so ancora chi l'ha composta, chi l'ha cantata, probabilmente l'intelligenza artificiale, certamente chi l'ha buttata avanti. Giuro, mi è arrivata. Magari a qualcuno del PD o del Movimento 5 Stelle, perché anche loro in molti voteranno sì, è che non possono dirlo, questo è il problema. Appuntamenti da non scordare proprio in questi giorni per parlare di referendum, per capire qualche cosa di più, se è il caso di votare sì oppure no. Ad esempio, questa
questo sabato 14 marzo alle 17:30. Siamo a Martinengo, in provincia di Bergamo. Le ragioni del sì al referendum sulla giustizia presso la sala civica ex biblioteca comunale a Martinengo, Bergamo, piazza Orisio, questo sabato 14 marzo, ore 17:30. Perché votare sì al referendum? Ci sono eventi veramente da tutte le parti e vi invito a fare un giro anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Chi ci ascolta da Milano, sempre questo sabato 14 marzo alle 17 a Milano al Best Western Madison Hotel di via Gasparotto 8, sì alla riforma sulla giustizia con Samuele Piscina, Silvia Sardone, Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito, Laura Ravetto, Igor Iezzi, bella gente della Lega e non soltanto, per spiegarvi il referendum sulla giustizia questo sabato 14 marzo alle 17 a Milano al Best Western Madison Hotel, via Gasparotto numero 9. Io voto sì, la riforma che fa giustizia. Ragazzi, questa è un'occasione unica per reincontrare, se mai l'avete incontrato, un certo Antonio Di Pietro. Già, sarà a Faenza, in Emilia Romagna, ma a due passi anche da Milano, questo sabato 14 marzo alle ore 20 presso la Tana del Lupo in via Emilia Ponente 59 a Faenza. Antonio Di Pietro, già magistrato del comitato Si Separa, con Jacopo Morrone, deputato della Lega e portavoce nazionale Giovani Avvocati per il Sì. Se siete in zona, bella idea conoscere dal vivo il battagliero, più che mai, sembrava fosse andato in pensione con il suo trattore in Molise. No, ha rialzato la testa, l'argomento lo ha risvegliato. Sabato 14 marzo, ore 20, nel locale La Tana del Lupo di Faenza, arriva Antonio Di Pietro. Gli appuntamenti da non scordare in giro per l'Italia vi portano, e qui non c'entra niente la politica ma c'entra la disabilità, alla festa di quartiere di Matera, nel quartiere Spine Bianche. Mettetelo già in calendario se siete in zona. Il 14 giugno abbiamo appena intervistato Marzio Muscatiello, che è il presidente di un'associazione ormai simbolo della lotta contro le barriere architettoniche in quel di Matera. 14 giugno una bella festa di quartiere a Matera con artisti di strada, canti popolari, degustazione di prodotti tipici lucani. Complimenti naturalmente a Marzio per quello che fa quotidianamente per i disabili come lui. La presentazione del decreto sicurezza. Qui vi voglio. Se siete in zona Varese, ma è il caso di arrivare anche da Milano, lunedì 16 marzo alle 20:45 si presenta il decreto sicurezza della Lega, perché è principalmente una proposta della Lega. Alcune proposte sono passate subito, altre si fa il disegno di legge perché altrimenti qualcuno là sopra si arrabbiava. La ricaduta sul nostro territorio dopo questo decreto sicurezza se ne parla lunedì prossimo alle 20:45 a Busto Arsizio, provincia di Varese, presso il Museo del Tessile in via Alessandro Volta 6. Con chi se ne parla? Con il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, con l'europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri, lunedì 16 marzo ore 20:45 a Busto Arsizio. Questo venerdì invece alle 20:45 a Romano di Lombardia, Sala della Rocca, si parla delle ragioni del sì al referendum sulla giustizia con Fabrizio Sala, sindaco di Telgate, segretario provinciale della Lega Bergamo, la deputata della Lega Rebecca Frassini, l'assessore della Lega Claudia Terzi, il sindaco di Villongo e consigliere provinciale Francesco Micheli e l'avvocato del Foro di Bergamo Stefano Rovetta. Ci troviamo questo venerdì 13 marzo alle 20:45 alla Sala della Rocca di Romano di Lombardia. Come vedete,
avete poche scuse dicendo ma io ci ho capito poco, eccetera. Se ci hai capito poco, vai e voti sì, e su questo non ci piove. Se hai capito che non hai capito, beh, è il caso di frequentare uno di questi eventi per riuscire poi a spiegarlo anche a chi ne sa meno di te, perché la gente non ha tempo, non ha voglia, non è certamente un argomento che affascina. Il problema è che con la giustizia prima o poi si ha a che fare per qualche motivazione, ma soprattutto i tantissimi che vengono scarcerati, riportati in Italia, parliamo degli immigrati che compiono reati gravissimi, o i due pesi e due misure che troppo spesso ci ritroviamo, sì, stampati lì sui giornali, ci inducono a pensare che ci sia qualche magistrato che forse è un po' stranino, un po' stranino a dire poco. Io voto sì, signori, venerdì 13 marzo alle ore 21, qui siamo ad Alessandria, al Teatro Ambra di Viale Brigata Ravenna. Arriva Riccardo Molinari, che è il capogruppo della Lega, ma anche il capo della Lega in Piemonte, l'onorevole Lino Pettazzi, l'avvocato Mauro Anetrini e l'avvocato Vittorio Gatti. Questo venerdì 13 marzo alle ore 21 al Teatro Ambra di Alessandria. Tantissimi eventi in Lombardia, signori. Massimiliano Romeo, cercatelo sui social, ha pubblicato una lista infinita di incontri in Lombardia sul referendum della giustizia. Basta cercare Massimiliano Romeo sui social o ancora Lega Salvini Premier. Chiaramente sono tutte cose che poi dovete sbirciare e condividere. E mi raccomando, importantissimo, condividerle sui vostri social. Intanto però, giustamente, è tutto un magna magna e dacci qualcosa da mangiare, Semivarin, e dacci qualcosa da bere. Bene, allora udite, udite, voi che ci seguite dalla Lombardia, Erba in vino, tu dici adesso sei iniziato a fare lo spacciatore, Semivarin. No, Erba, la città di Erba, nella Brianza Comasca, presso l'Ario Fiere, 14 e 15 marzo, l'Ario Fiere, Erba, provincia di Como, Erba in vino. L'Ario Fiere si trasforma nel paradiso degli amanti del vino con degustazioni illimitate, a patto che poi non dobbiate guidare, mi raccomando, piccoli produttori, acquisto diretto. Ragazzi, è 10 euro. 10 euro si paga, ma soltanto se vi prenotate subito online, con degustazioni illimitate. Naturalmente ci sarà anche il vino dealcolizzato, ne sono certo. Grazzano Visconti, qui siamo a Bigolzone, provincia di Piacenza. Non ditemi che non siete mai stati a Grazzano Visconti, ragazzi. Io ci ho portato i miei bambini e ogni 2 o 3 anni ci vado perché è splendido, sembra di ritornare indietro nel tempo. Bene, questo 14 e 15 marzo, questo weekend, c'è la festa di San Patrizio e quindi c'è la festa della birra al borgo di Graziano Visconti. Ingresso gratuito senza alcuna prenotazione, come sempre, e saranno presenti i nostri chef con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati, per accontentare tutti i palati, una comoda area tavola, addobbi a tema, ma soprattutto le esibizioni, i laboratori di danze irlandesi a cura dell'associazione culturale Gira la Luna dalle 15 alle 17 di sabato 14 marzo. Domenica lo spettacolo con lo gnomo magico per i piccoli ospiti, la musica dal vivo con l'esibizione di musica popolare irlandese. Insomma, fate un giro sul sito internet di Grazzano Visconti, la festa della birra questo weekend, San Patrizio. Attenzione amanti dei mercatini, 21 e 22 marzo al Tucano Fiere di Codevilla in provincia di Pavia. Arriva un weekend per chi ama curiosare tra le bancarelle e non è da perdere tutto ciò usato e baratto, con mobili vintage, vinili, dischi, libri, giocattoli, oggetti da collezione e curiosità di ogni tipo, usato e baratto. Sabato 21, domenica 22 marzo, presso Tucano Fiere a Codevilla, Pavia, oltre 200 espositori.
Ci facciamo benedire? Se non noi, facciamo benedire almeno la nostra moto, il nostro motorino. Bella idea. Questo 15 marzo a Tradate in provincia di Varese, moto benedizione. Alle 9 ritrovo presso Piazza Mercato Tradate la possibilità di fare colazione tutti insieme. Alle 11 la benedizione delle vostre moto e a seguire Motogiro. Alle 12.30 aperitivo e panini con salamella presso il centro di una terza età di Piazza Grigioni a Gornate Olona. Possibilità di visitare anche il Museo delle Moto Frera. Questo 15 marzo, Tradate, provincia di Varese, moto benedizione. Castello Visconteo Sforzesco di Novara, 27-29 marzo. Wow, arriva Fiorissimo, mostra mercato con i migliori vivaisti d'Italia. Con l'arrivo della primavera, e ormai ci siamo, torna Fiorissimo al Castello Visconteo Sforzesco di Novara. L'appuntamento imperdibile per gli appassionati di giardinaggio con la partecipazione dei migliori florovivaisti. Non perdere questa esperienza tra fiori, colori, profumi, protagonisti delle 3 giornate, florovivaisti esperti che presenteranno piante rare, varietà botaniche particolari, collezioni uniche. Un'occasione preziosa per scoprire nuove specie, approfondire le proprie conoscenze. Accanto a loro i migliori artigiani, aziende agricole che presenteranno creazioni raffinate e prodotti naturali di alta qualità, frutto di passione e maestria, rendendo l'edizione un vero incontro tra natura, arte e creatività. Vi aspettiamo a Fiorissimo, 27, 28, 29 marzo, mostra mercato con i migliori vivai d'Italia al Castello di Novara. Qui siamo a Campello sul Clitunno, Umbria, provincia di Perugia. Che cos'è la Triple Bike? E che cavolo ne so? Cioè, dovresti saperlo, Sammy Varin, se ne devi parlare. È una cicloturistica del Tartufo, domenica 19 aprile. Allora, ci si ritrova nell'area verde di San Cipriano, si parte alle 10, camminata con guida escursionistica, pranzo, la partenza alle 10.30, alle 15 il pranzo incluso, ma che ci interessa a noi è la dimostrazione della cavatura dei tartufi, che è gratuita. Non so come funzioni, però la cosa della cavatura, ma dopo sì, te li danno da mangiare. No! Li puoi tirar fuori, ma non si possono mangiare. Oh, ragazzi, fatevi un giro, mi raccomando. Pro Campello, la Triple Bike, scritto Trifle Biche, Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia. E non lo so, mi attira sta cosa qua. Andiamo alla Sagra dell'Addolorata, che è meglio, 14-15 marzo, Sagra dell'Addolorata. Dove siamo? Siamo a Zugliano, provincia di Vicenza. Stand gastronomici con piatti tipici, tra cui l'immancabile porchetta e altre delizie locali. Mercatini, giostre, attrazioni per grandi e piccini, intrattenimento, momenti conviviali per tutta la famiglia. Chiaramente momenti di preghiera, Santa Messa, processione con la statua della Madonna. Tutti insieme nel pomeriggio, aspetta un po'. Cottura della porchetta zuglianese allo Spiedo in piazza, anche da sport questo sabato 14. C'è il Luna Park, c'è la festa di beneficenza, ma anche domenica c'è la cottura della porchetta zuglianese allo Spiedo in piazza. Insomma, se siete in zona, ma anche per farvi un weekendino, 14-15 marzo, questo weekend, a Zugliano, in provincia di Vicenza. A Finale Ligure, siamo in provincia di Savona, questo 15 marzo dalle 8 alle 19.30, lungomare Migliorini, arriva il mercato Riviera delle Palme. Percorrendo la suggestiva passeggiata a mare di Finale, i migliori ambulanti della Liguria vi offriranno una giornata di shopping a cielo aperto. Anche qui, bella idea, portiamo la mogliettina a fare 2 passi e anche i figlioletti li togliamo al computer per un intero giorno. Questo 15 marzo dalle 8 alle 19.30, Finale Ligure, il mercato Riviera delle Palme.
Rieti in fiore sta tornando. Dopo il grande successo della scorsa edizione, siamo felici di annunciare il ritorno di Rieti in fiore, l'evento che dall'8 al 10 maggio trasforma il centro storico di Rieti in un grande percorso dedicato alla bellezza, alla natura, alla creatività. Per 3 giorni piazze, vie e vicoli accoglieranno installazioni floreali, arte, laboratori, incontri, esperienze pensate per tutte le età. Un evento che mette al centro la città di Rieti, il piacere di viverla insieme attraverso il linguaggio universale dei fiori. Anche quest'anno Rieti in fiore ospita espositori di prestigio nazionale con collezioni selezionate, rarità botaniche ed esclusive dedicate ad appassionati, curiosi, amanti del verde di qualità. Una manifestazione promossa dal comune di Rieti in collaborazione con Commercio, eccetera, eccetera, eccetera. Bellissima idea anche qui farsi un weekend, magari anche per nottare a Rieti in fiore, mostra mercato 8, 9, 10 maggio a Rieti, centro storico. Me ne vado? Me ne vado. Ne avete abbastanza? No, sento che vorreste che io proseguissi perché in fondo lo sapete benissimo, è tutto un magna magna. E allora ci risentiamo, ci ritroviamo su queste frequenze, minimo quando è una minaccia, domattina alle 7:30. Avete ascoltato È tutto magna magna,